Siamo insieme in cammino per dire che ci vogliamo impegnare per la pace. Oggi il Papa ha detto una responsabilità universale, è di tutti, è di tutta l'umanità. Sono state più di 1000 le persone che hanno scelto di partecipare alla marcia per la pace promossa dalla diocesi di Treviso, un cammino che si è snodato dal sagrato della chiesa di Onè di Fonte fino al palazzetto dello sport di Casoni di Mussolente, dove il vescovo Michele Tomasi ha celebrato la messa. Un percorso di quasi 8 chilometri a cui hanno aderito anche tanti sindaci dei territori interessati dal cammino di fede e da 200 volontari e che è stato accompagnato dallo slogan «La pace si pensa, si sente, si fa». Qui portiamo la nostra intelligenza naturale, la nostra umana intelligenza che tiene insieme la testa per pensare, il cuore per amare, per prenderci cura e le mani per aiutarci. È prendendo infatti spunto dal messaggio di Papa Francesco che ci siamo chiesti in che modo la pace si debba pensare, spiega Don Paolo Magoga, direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale, riflettendo anche sull'importanza delle nuove tecnologie. È per questo che lungo il percorso sono stati consegnati 3 nastri di colore diverso a simboleggiare le 3 intelligenze, quella della mente, del cuore e delle mani. Nastri che alla fine della marcia ciascun partecipante ha intrecciato a simboleggiare come solo con l'unione si possa arrivare alla pace.